Buonasera a tutti, ben ritrovati. Iniziamo subito con una competizione all'Istituto Alberghiero di Caorle, Bere Consapevole, per l'ideazione di un cocktail analcolico per l'estate 2013. Gemma Calzoneri. Siamo qui al Centro di Formazione Professionale Giovanni XXIII di Caorle in occasione di questa gara giunta al quarto anno consecutivo, una gara di cocktail analcolici. Abbiamo qui la fondatrice di questo concorso, che è la professoressa Raffaella Veronese, che adesso ci spiegherà in breve di che cosa si tratta. Allora, questa gara la facciamo ogni anno con le classi seconde, dove conclude un percorso formativo che abbiamo già iniziato nell'arco dell'anno, una preparazione di cocktail. Questo è una conclusione del lavoro che abbiamo svolto tutto l'anno, quindi una festa per i ragazzi, ma anche la conclusione di un lavoro. A chi si rivolge questa gara principalmente? Quali classi? Sono 6 ragazzi e sono 3 corsi del secondo anno, ogni classe ha 2 finalisti che dovranno così scontrarsi tra di loro. Anche quest'anno l'economia del Veneto orientale punta tutto sull'offerta turistico-alberghiera ed anche per questo motivo formare nuovi talenti nel campo della ristorazione e non solo diviene giorno dopo giorno un'opportunità da non perdere, soprattutto per i giovani d'oggi. Saper cucinare, servire a tavola e stare dietro al bancone di un bar in modo professionale ed adeguato è ciò che l'Istituto Alberghiero Giovanni XXIII di Caorle si propone di insegnare ai ragazzi che decidono di intraprendere una carriera nel settore della ricettività e dell'accoglienza, e la competitività risulta essere un ottimo agente stimolante per questi giovani che vogliono mettersi in gioco e dimostrare le proprie capacità. Che riscontro ha avuto dai giovani nei confronti di questo settore alberghiero molto diffuso soprattutto in località balneari come questa? Beh, diciamo che a Caorle sicuramente è una scuola questa che apre molte possibilità per i giovani, e questo lo dimostra il fatto che da quando siamo qui, quindi 2 anni appena, il settore sta crescendo molto. Le iscrizioni sono aumentate notevolmente. Questo è un segnale positivo, vuol dire che c'è attenzione, che c'è sensibilità rispetto a un settore che comunque può garantirsi, a noi italiani soprattutto, un futuro lavorativo ancora certo. Incentivare ed espandere grazie a questi talenti nascosti nuovi modi di bere consapevole è stato l'indicatore fondamentale che ha spinto l'istituto verso l'idea di far gareggiare tra loro questi 6 ragazzi delle classi seconde, e ancora una volta a decretare il vincitore è stata una giuria di professionisti del settore direttamente dall'AIBES del Triveneto. Quali sono stati i 3 indicatori che vi hanno spinto a giudicare questi 6 cocktail? Allora, noi ci siamo tenuti, per quanto riguarda il giudizio proprio tecnico, l'aspetto del drink e soprattutto il gusto e l'aroma, perché al di là del drink che sia sicuramente piacevole da vedersi, la tecnica dei ragazzi, però noi alla fine andiamo a degustare dei drink, e questo è quello che poi determina il vincitore in una gara come questa In questo caso il vincitore è stato il drink Playa del Sol, così nominato. Per quale motivo questo drink ha prevalso rispetto agli altri? Guardi, il drink richiamava quello che è secondo me l'aspetto estivo del drink stesso, e di Caorle, che poi, viva Dio, che se ne dica, è una città che vive prevalentemente d'estate, ed è un drink che secondo me, servito fresco anche a bordo piscina, non è secondo nessuno.